Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una pillola del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo degli spazi vitali e delle scie energetiche nefaste, quelle scie energetiche che non si capisce da dove arrivano e purtroppo cercano di influenzare gli spazi energetici e gli spazi vitali delle persone e delle coppie. No? Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garden, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che ogni sera più o meno alle 18:30, adesso per un quarto d'ora ci saranno esibili interattive gratuite nel canale del vostro Marietto Veneziano e al mercoledì insieme il The Garda alle 21 e avremo il The Garda alle 21:30 al venerdì per esibili interattive gratuite. Un consulto costa 20 euro, pagabile tramite PayPal. Bene, vediamo, e il numero di telefono è qui sopra, bene, su Telegram. E vi ricordo anche che abbiamo il sito capitano.altruista.org che è tra i più battuti in siti italiani di radionica radiestesia. Il link è sotto qui in descrizione e potete scaricare più di 20 book, ne hanno già scaricati 150.000 e c'è anche nel sito capitano.altruista.org una sezione praticamente dove si può acquistare e shop, vari riti operativi, propiziatori, pulizie energetiche e quant'altro. E anche il ciondolo, amuleto, talismano a 150 euro, più spese di spedizione. Bene, vi ricordo anche che abbiamo un gruppo su Facebook che stiamo lanciando, siamo più di 1350, radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti. Ma parliamo un po' di queste situazioni, soprattutto familiari, soprattutto quando, ad esempio, una coppia divorzia, si lascia, e poi succede che entra un altro uomo, costruiscono, cercano di costruire qualcosa, magari questa è una famiglia, che la donna ha dei bambini, no? E poi l'ex marito, no, che ha fatto questi due figli, come si suol dire, si mette insieme a un'altra persona e quell'altra persona, magari quell'altra donna, cerca di influenzare indirettamente questa donna con questo nuovo compagno, con questo marito e i figli, no? Allora, la prima cosa che dovete capire è che quando si creano delle coppie, nessuno deve entrare nel vostro spazio vitale. Lo ripeto perché forse non hai capito bene. Quando si creano delle coppie, nessuno deve entrare nel vostro spazio vitale di coppia. Anche se è l'ex marito, non dico che dovete mandarlo a fanculo, non lo dico. Non dite, però lui se vuol pagare gli alimenti è una cosa buona, ma non deve entrare per nulla nel vostro spazio vitale di coppia e come gestione dei figli, per il semplice fatto che lui se n'è andato e l'unico onere che ha è contribuire fino a 18 anni e l'unico onere che ha è contribuire fino a 18 anni e dopo se vuole, per sua volontà, contribuisce, se no deve stare fuori. In più, molte volte questi personaggi che hanno poco spessore si fanno influenzare magari dalla signorina di turno che trovano e quindi praticamente cercano di entrare in casa vostra con delle dicerie che non hanno nessun tipo di fondamento. Anche perché se non c'è riuscito prima che era con i figli e con voi, sicuramente non ci riuscirà dopo che neanche sa cosa sta succedendo dentro questa cosa. Quindi, quando vi incontrate o se siete in quella situazione in cui ci sono persone che dal di fuori vogliono entrare a farvi pensare quello che pensano loro, ma scusate, ma se hanno sbagliato prima che le avevate 2 metri in casa, cosa volete che risolvino dopo che sono magari 10 chilometri? Capite? Questo ve lo dico perché ho delle amicizie che mi chiedono consigli, mi dicono guarda, questo qui è insieme a una che di qua a destra e a sinistra continua a dargli consigli, questo ex compagno va a darli ai miei figli vengono in casa e cercano di portare questo messaggio. Signori, ma se non c'è riuscito prima che era in casa, ma cosa volete che riesca dopo che è fuori come una boa con tutte le scene, per non dire un'altra cosa, Quindi
Io non dico che dovete mandarlo, come diceva Beppe Grillo ai tempi, a fanculo, perché chiaramente non è lo stile del vostro maledetto veneziano, ma quei personaggi lì dovete praticamente, capite? Se vuol contribuire alle spese quotidiane dei figli, perché per legge è dovuto, bene, ma se no, se non c'è riuscito prima, cosa pensate? In un miracolo, pensate che a Damasco, nella via di Damasco, abbia incontrato il Padre Eterno e l'abbia convertito? Signori, quelle barzellette lì della via di Damasco andavano bene 2000 anni fa, ma oggigiorno una persona deve far vedere quello che è sul campo. Se qualcuno mi viene a dire qualcosa a me, devi vedere se c'è dietro una storia. Se è una persona che ha creato dei figli che la gente era gelosa dei suoi figli, ma se è della gente che ha creato dei sacchi di patate, capirete, cari miei, che deve stare zitto. Capite? Quindi a tutte quelle amicizie che magari hanno divorziato e hanno in giro uno che entra in casa e perché l'amica gli ha detto che deve far così e vi riporta a voi che dovete far così perché se no non vi dà gli assegni per i figli. Beppe Grillo ai tempi d'oro diceva affanculo. Io non le dico queste cose perché non è il mio stile, però insomma un attimino, ma dovete stare attenti a queste persone qui perché se non ci riuscivano prima, non capisco quale miracolo dovrebbero aver indotto a essere diventato un padre migliore adesso che magari sono lontani di casa e vi vengono a influenzare. Bene, cari amici, io spero di essere stato chiaro. Spero di aver dato una dritta, no, a queste mamme che magari in un momento di difficoltà, per delle scelte che sembra che debba, come si dice, contribuire anche il padre biologico, no? Perché poi nella realtà bisogna vedere chi fa le cose, no? Perché è importante chi le fa, non chi perché un giorno gli è scappato qualcosina, è nata una creatura, purtroppo poi se lo deve sempre tenere lì come una zavorra, no? Quindi, cari amici, il vostro maledetto, vi ringrazio per avermi seguito fino qua e state lontani da quei tipi che si fanno influenzare da altre donne, cioè non sono usciti loro nella vita prima, vi vengono a dire la dritta adesso. Cioè, qui siamo a livello di, non fatemelo dire a me. Ok, grazie cari amici e alla prossima, ciao.